Abbiamo una scuola delle giovani ragazze madre perché la guerra del Congo, la guerra del petrolio in Congo ha lasciato tanti ragazze con i bambini senza padre, così aiutiamo a loro a conoscere a fare qualcosa con le loro mani. Sosteniamo anche l'agricoltura perché quando le gente non hanno mangiato è difficile, l'agricoltura bio. Facciamo anche il turismo responsabile. Chiamiamo le gente dell'Europa a venire a vedere l'Africa, vivere nelle nostre case, mangiare quello che mangiamo, fare le nostre cose tranquillamente. A livello dell'America c'è qualcosa che sta iniziando. Già nel 1994 abbiamo ricevuto le gente della Guadeloupe che sono venuti alla ricerca delle loro origini. Ora abbiamo specificato questa roba per far ritornare le genti tramite da dove sono uscito. L'ultima porta era l'isola di Gorée, l'île de Gorée, l'isola di Gorée. Così le facciamo rientrare in Africa da questa isola, andremo a vedere tutte le robe che sono a Ouidah in Benin, andremo a vedere la pista, la pista delle caravane, della schiavitù in, come si chiama questo paese, in Ghana. Dopo di quello andiamo in Congo per fare il grande festival Malakima Congo, per far conoscere alle genti le loro radici. Le genti vengono, vedono, sentono, capiscono e sanno esattamente cosa è successo 500 anni fa, perché nelle storie le genti hanno scritto quello che hanno voluto scrivere, ma noi ci piace presentare alla gente quello che è l'Africa. Lì in Europa ci sono gente che dicono che voi avete anche le case? Noi presentiamo a loro la nostra storia, la nostra vita di tutti i giorni e quello che facciamo a livello di Malakima Congo. Quando si fa questa festa, tutto quello che mangiamo, beviamo è tradizionale. Per me, quando parlo di Malakima Congo, è una gioia, perché è un modo di relazionarsi con la gente, è un modo di presentare l'Africa in modo positivo. È quello che è Malakima Congo. E penso che il Venezuela ce l'ha bisogno. Esperamos con ansias que venga este festival Malakima Congo en Venezuela. ¿Cuándo es posible que Malakima Congo venga a Venezuela? Ma dipende solo dalla televisione perla, dipende solo dai venezuelani, perché in Italia il presidente di Malakima Congo è italiano, in Francia è francese, in Haiti il presidente di Malakima Congo è il maestro di Vodou. In senso che qui in Venezuela è un venezuelano che deve essere responsabile di queste robe. Così lui ci farà le domande di quello che lui vuole sapere sull'Africa, le origini dell'Africa, e noi cerchiamo dappertutto e aiutare loro. Le guadeloupeane che sono venute in 94 ci hanno apportato 20 canzoni che cantano